Al momento stiamo ricostruendo la dinamica, ma è verosimile che siano stati utilizzati in totale almeno 5 mezzi e i malviventi hanno esploso attraverso l'utilizzo di armi pesanti diversi proiettili all'indirizzo dei 2 furgoni, impedendo alle guardie giurate quindi di fuggire. Le guardie sono rimaste chiuse all'interno dei 2 furgoni perché è tra l'altro quello che prevede la procedura standard in questi casi, e i 2 furgoni sono stati attinti da numerosi colpi di proiettile. Purtuttavia le guardie sono state in grado di attivare il sistema di allarme e consentire l'intervento delle forze di polizia. Al momento abbiamo recuperato circa una 50ina di bossoli esplosi. Sicuramente un comando molto nutrito, si ipotizza che i malviventi fossero in un numero non inferiore a 10.